Questo è un programma fondamentale per garantire il rinnovamento della classe dirigente, quindi noi diciamo che non saranno ricandidabili le persone che hanno già fatto 2 mandati in Consiglio regionale. Stop al terzo mandato. Alessandra Moretti, a metà della sua campagna elettorale, cala gli assi sulla formazione delle liste e sulle polemiche in alcune città sulla scelta dei nomi, afferma che il partito è unito e che non risultano litigi o malumori. Intanto il centro-sinistra non fa sconti e chiude la porta in faccia a chi ha processi pendenti e pensa ugualmente di candidarsi. Chi si candida nelle liste della coalizione di centro-sinistra deve presentare un'autocertificazione dove dichiara che non ha processi pendenti. Solo così potrà entrare in lista. Inoltre dice no alle trivellazioni in Adriatico e annuncia che la sua eventuale giunta non userà il project financing, strumento di finanziamento con l'aiuto dei privati. Lo strumento del project financing è stato utilizzato malissimo, ovviamente c'è stato un metodo veneto del project financing che non troverà spazio nella mia amministrazione regionale. Moretti inoltre incassa l'alleanza di SEL e dei Verdi in attesa di chiudere anche con Rifondazione Comunista, accordo che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Porta chiusa invece a ogni dialogo con Flavio Tosi, definito avversario al pari di Zaia, uno Zaia sfidato sul terreno caro ai leghisti dell'autonomia da Roma. L'unica proposta che giace in Parlamento è quella del senatore del PD Giorgio Santini, ha detto la candidata vicentina, e quella si porterà avanti. Io voglio per il Veneto le stesse prerogative che hanno Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e le otterremo secondo l'articolo 116 della Costituzione che il governo ha modificato proprio per dare maggiore autonomia alle regioni.